È stata liberata oggi dalla rupe Atenea di Agrigento un esemplare di Poiana. Il rapace è stato recuperato dal coordinatore di Caltanissetta Ennio Bonfanti. Il volatile è stato portato al centro di recupero provinciale fauna selvatica di Cattone Caraclea, gestito dall'associazione Caretta Caretta. All'evento organizzato dall'associazione in collaborazione con la ripartizione faunistico Venatori di Agrigento erano presenti il vicepresidente dell'associazione Diego Valenti, il funzionario Andrea Macannuco della ripartizione faunistico venatoria, il dottor Bartolomeo Scibetta, dirigente dell'ufficio per il territorio di Agrigento, il dottor Pasquale Patti, dirigente del servizio 3 gestione faunistica del territorio, e il sindaco di Agrigento Franco Miciche, che ha provveduto direttamente alla liberazione del rapace. Il volatile al momento del recupero presentava sintomi di avvelenamento, è stato trattato con una cura disintossicante e dopo un periodo di circa 20 giorni di degenza al centro di recupero provinciale di fauna selvatica e tartarughe marine di Cattone Caraclea è tornato in libertà.